Il convegno è finalizzato da un lato a promuovere il concorso di progettazione quale strumento ideale per valorizzare il talento dei professionisti e dall'altro a descrivere i progetti di fattibilità tecnico ed economica acquisiti dal libero consorzio comunale e dai comuni di Montevago, Grotte, Racalmuto, Raffadali, acquisiti grazie ai concorsi che sono stati banditi la scorsa estate con la collaborazione tecnico-logistica del nostro ordine. Grazie a queste sinergie i suddetti enti hanno potuto fruire nel migliore dei modi delle risorse stanziate dallo Stato per bandire i concorsi, attraverso cui poi sono arrivati i progetti preliminari che saranno utilizzati dagli stessi enti per accedere ai fondi del PNRR per interventi di riqualificazione urbana sul territorio provinciale per un importo complessivo di ben 24 milioni di euro. I progetti riguardano in particolare la realizzazione di una nuova scuola CNICAT, poi abbiamo un importante intervento di riqualificazione paesaggistica, anche turistica se vogliamo, dell'antica Montevago distrutta dal sisma del 1968, e poi ci sono gli interventi di riqualificazione del Calvario di Grotte, delle strade principali del centro storico di Racalmuto e del villaggio della gioventù di Raffadali. Diciamo che a questi dobbiamo aggiungere gli ultimi due concorsi, che sono due concorsi prestigiosi che sono stati banditi con la collaborazione dell'Ordine dal Comune di Santa Margherita Belice e dall'Ente Parco della Valle dei Templi, finalizzati rispettivamente alla riqualificazione paesaggistica della città bellicina, che è stata distrutta in occasione del terremoto del 68, e la valorizzazione dell'antico teatro greco di Eraclea Minoa. Devo dire che siamo molto soddisfatti per il fatto di continuare a sostenere i soggetti, gli enti che sono particolarmente attivi e impegnati sul territorio nella riqualificazione urbana delle nostre città e nella valorizzazione dei nostri beni culturali con progetti di qualità.